Secondo momento di 7 in punto, ben ritrovate e ben ritrovati, cambiamo decisamente argomento. Parliamo di qualità verificata, andremo anche a sviscerare questo termine in senso propriamente tecnico. Lo facciamo con il nostro gradito secondo ospite di questa mattina di martedì 29 aprile, lo ringraziamo di essere con noi, lo andiamo a salutare, si tratta di Cesare Busetto, coordinatore dei consorzi produttori a qualità verificata. Buona mattinata a lei. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Sicuri e garantiti, ci siamo permessi di intitolare questa trasmissione. Anzitutto partiamo dall'ABC dell'argomento di cui vogliamo parlare questa mattina. Qualità verificata. Allora, noi leggiamo testualmente che praticamente è il sistema di qualità che la Regione del Veneto ha istituito con una legge datata 2001. Per cui insomma è una legge, come dire, fuori da qualunque sospetto di concorrenze sleali o di discorsi che stanno emergendo in questo periodo, cioè certificazione di qualità che esiste ormai praticamente da più di 10 anni. Sì, esiste da più di 10 anni, ma ha subito varie traversie, varie modificazioni e solo oggi si appresta, diciamo, ad essere realmente promossa, perché chiaramente ha avuto un iter molto lungo anche dal punto di vista dei produttori. Allora, innanzitutto chiariamo subito che cos'è qualità verificata e chi e che produttori va a coinvolgere. Io appunto coordino i consorzi dei produttori, e qualità verificata, proprio partendo anche dalle diverse colorazioni di un unico marchio, va a ricomprendere dei settori che sono quello ortofrutta, carne, lattiero caseario e piscicoltura. Quindi nel settore dell'ortofrutta c'è una colorazione verde, nel settore delle carni si troverà il marchio di colore rosso, nel lattiero caseario azzurro e nella piscicoltura carattere distintivo colore sarà quello blu. Dico sarà perché attualmente sono stati introdotti nella grande distribuzione, ma prevediamo anche di essere presenti non solo nella grande distribuzione, nella GDO veneta soprattutto, ma anche nel normal trade, nel negozio di vicinato. Il nostro obiettivo è quello. Qualità verificata è un marchio della Regione Veneto che parte da una legge del 2001, recentemente però si sta attuando, diciamo, tutta una collaborazione tra i consorzi produttori che si sono certificati con un ente terzo, con il CSQA, per fornire un prodotto che non è solo prodotto principalmente veneto, ma è un prodotto che per essere certificato, marchiato a qualità verificata, deve necessariamente passare determinati disciplinari, determinate regole che le disciplinari dei vari settori si sono date e sono molto restrittive. A me piace dire, per chi mi chiede che cos'è qualità verificata, diciamo è un prodotto che si avvicina molto a un prodotto, non me ne vogliate se dico bio, ma è un prodotto che prendo per esempio il discorso delle patate, nella disciplinare sono obbligatorie delle rotazioni frequenti dei terreni, non possono essere fatti trattamenti antigermoglio, quindi chi compra per esempio patate come questa del consorzio Natur Veneta non si deve meravigliare se germoglieranno molto più facilmente rispetto ad altre che un antigermoglio poi è tra virgolette è un veleno, cioè non è una cosa molto salutare. Quindi una grossa attenzione al prodotto, per cui il consumatore che si avvicina ai prodotti a qualità verificata sa che mangerà un prodotto innanzitutto sano, e al giorno d'oggi credo sia fondamentale, e un prodotto che principalmente arriva dalle terre nostre, dal Veneto, quindi un prodotto diciamo locale, garantito anche dalla Regione Veneto, perché nei prodotti a qualità verificata i produttori possono associare anche il marchio, quello della Regione Veneto, il marchio turistico Veneto tra terra e il cielo, proprio a supportare, a valorizzare che è un prodotto molto legato al territorio e di sicura salubrità, insomma non è un prodotto che contiene sostanze pericolose, dannose, è un prodotto che viene sia che sia della carne, sia che sia dell'ortofrutta, le pesche, per esempio ci sono le pesche nettarine di Verona, le mele, lo stesso prodotte qui in Veneto, ci sono i kiwi, arriveranno anche altre produzioni, il latte per esempio, per ora parliamo
di prodotti primari. Nella seconda fase ci sarà sicuramente la trasformazione di questi prodotti e quindi avremo i prodotti trasformati a marchio QV, quindi si potranno avere i formaggi a marchio QV. No, sa, è interessante il tuo discorso e anche il riferimento che facevamo in termini temporali e come lei stesso ha sottolineato, il fatto che risalga ad una legge del 2001 significa in qualche modo aver aperto una strada con tutte le evoluzioni che poi il marchio qualità verificata. Ecco perché giustamente potremmo incorrere spesso nella gaffa qualità certificata e qualità verificata. C'è una differenza, poi lo chiederemo anche al nostro ospite. Qualità verificata che ha aperto una strada in tempi diciamo non sospetti, perché il dibattito che oggi esiste ancora tra OGM, non OGM, chilometro zero, cioè voi in qualche modo avete, non diciamo precorsi i tempi, ma avviato una strada che poi si è sviluppata articolando. Ma vede, io credo che tutte le cose poi arrivano ad avere la loro espansione al momento opportuno. Oggi è il momento in cui c'è una forte richiesta. Questo progetto, per esempio, come patata veneta, come qualità verificata, è già introdotto nella grande distribuzione da 3 stagioni e si è visto una consapevolezza importante nei consumatori che hanno saputo apprezzare moltissimo il prodotto locale e il prodotto veneto. E quindi credo che in un momento come quello di oggi, in cui bastava vedere la trasmissione di ieri sera su Rai 3, in cui patate francesi valicano l'Italia e diventano patate italiane, e le ritroviamo e le mangiamo, non ha nulla di strano, perché chiaramente la produzione è inferiore rispetto alle richieste del mercato, però sappiamo che per esempio in Francia sono permessi determinati trattamenti, determinate situazioni di coltivazione che in Italia non sono permesse, quindi queste trasformazioni, questi passaggi di frontiera in cui magari sono vere e proprie frodi commerciali, però ce li ritroviamo a mangiare, quindi noi siamo convinti di mangiare una cosa, in verità ne mangiamo un'altra. Qui qualità verificata serve proprio per dare una garanzia forte. Ricordiamo che ci sono ben 2 assessorati della Regione che seguono, c'è sia l'assessorato all'agricoltura con l'assessore Manzato, sia l'assessorato al turismo dell'assessore Finozzi, che seguono proprio perché dare un forte valore a un progetto come quello del prodotto a qualità verificata, guardate che è fondamentale. Domani la troveremo anche nei ristoranti, a breve faremo una bellissima iniziativa anche probabilmente con Ascom, con altri soggetti, per valorizzare anche all'interno della ristorazione i prodotti a qualità verificata, quindi non avremo più solo i prodotti, molte volte mi capita di leggere prodotti slow food, però quando io esco dal ristorante è ben difficile riuscire a recuperare prodotti slow food. Qui invece si tratterà di uscire, andare nel mercato rionale oppure nell'esponente della GDO e riuscire a reperire questi prodotti in maniera molto, molto semplice. Sì, sì, no, chiarissimo, insomma, e poi soprattutto ribadendo ancora una volta il concetto di rete, di sistema, lei mi ha parlato di Ascom, di Regione Veneto, insomma, le realtà istituzionali del territorio, nel senso di una promozione di un prodotto che diventa anche vettore turistico, insomma, come ormai ci hanno abituate le politiche, le strategie, insomma, che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni. Noi ci fermiamo un momento, giusto per alcuni suggerimenti commerciali, dopo entriamo nel vivo della conversazione con la parte finale della nostra mattinata insieme. Rimanete, se vi fa piacere, con noi, ma credete, ne vale veramente la pena. Rimanete con noi soprattutto con Cesare Busetto, coordinatore dei consorzi dei produttori a qualità verificata. A tra poco. Ben ritrovati, ultimo momento di 7 in punto, stiamo parlando di qualità verificata, attenzione, non qualità certificata, qualità garantita. È un progetto che risale a diverso tempo fa, grazie ad una legge regionale del Veneto. Ne stiamo parlando con Cesare Busetto, che è il coordinatore dei consorzi dei produttori a qualità verificata. Qualità verificata che ha degli aspetti estremamente importanti, anche
per quanto riguarda per esempio la filiera distributiva. Ecco, in che cosa si verifica questo cambiamento, questa novità? Allora, sicuramente i prodotti a qualità verificata sono dei prodotti che hanno, come le dicevo prima, hanno dei plus importanti. Sia per essere dei prodotti legati al territorio, sia proprio qualitativamente per qualità organolettiche, sia che si tratti di carne che di latte, che di patate, piuttosto che di pesche e di kiwi. Solo una parte delle produzioni dei consorzi riescono a rientrare nei parametri a qualità verificata, e questo, lei capisce, determina anche un prezzo leggermente maggiore, però ho una garanzia di mangiare un prodotto sano e del territorio. Abbiamo visto con il case history delle patate, che sono partite per prime 3 anni fa con questa sperimentazione della qualità verificata, e si è creato un processo virtuoso in cui diciamo, i coltivatori che afferiscono poi alla cooperativa in via sempre maggiore sono andati a cercare di produrre a qualità verificata piuttosto che in via di prodotto generico, perché hanno visto riconoscergli un qualcosina in più, quindi dal partire dal produttore, del primo produttore, del contadino che decide di produrre. Dopodiché la grande distribuzione, i players della grande distribuzione, soprattutto regionali, hanno risposto in maniera alcuni molto positiva, perché oltre a poter offrire un prodotto di qualità e del territorio, si sono trovati a poter gestire una programmazione, per esempio, delle varietà stesse del prodotto, e quindi una programmazione sulla lunga scala che parte già dalla semina, sapendo già che per esempio alcune varietà sono migliori di altre, da un reperimento, avere una garanzia di un reperimento di un certo tipo, di una certa qualità in un determinato periodo. Quindi tutta questa filiera qui che si è mossa in queste, loro sono 3 stagioni per esempio che producono e commercializzano il prodotto a qualità verificata, si è visto un successo proprio di progetto. Quindi io ho sempre detto non si vendono patate, ma qui stiamo vendendo un progetto. Il progetto a qualità verificata è un progetto importante, che non è un progetto farlocco. La Regione ci spende la propria immagine col marchio turistico il Veneto tra la terra e il cielo, e questa è una cosa molto importante. A settembre, si presume all'incirca a settembre, ci sarà un grossissimo investimento promo pubblicitario che andrà proprio a toccare i canali dei mass media, a creare delle manifestazioni per far conoscere questo logo, questo marchio, di modo che chi si recherà in un supermercato possa riconoscere visivamente quali sono i prodotti legati al territorio e appartenenti certificati con qualità verificata. E il consumatore, dobbiamo dire, è sempre più attento. Sì, questo ce ne siamo resi conto. Guardi, noi abbiamo, l'azienda per esempio, questo consorzio qui, questa cooperativa, ha avuto tantissime richieste proprio anche da blog di cucina, di persone che si interessano di cucina, e questa è la migliore forma poi pubblicitaria. Alcuni stessi ristoratori che si sono offerti per fare i testimonial del prodotto, una volta testato il prodotto hanno deciso di affiancarlo costantemente all'interno dei propri menù, perché si sono resi conto che anche il consumatore, non solo la signora Maria casalinga che va a comprare le patate al supermercato, poi una volta che va nel ristorante può trovare lo stesso prodotto presentato magari in una maniera diversa. Ma lo ricordo, qualità verificata comprende anche la carne, per esempio. Il vitellone ai cereali è un vitellone allevato nel territorio veneto con determinate caratteristiche e particolarità, anche qui con una disciplinare molto ristretta che vieta determinati tipi di somministrazioni piuttosto che altre cose. La stessa cosa avviene per il latte, per i valori di contenuti di sostanze che possono essere più o meno nocive all'interno del latte.
una parte della produzione rientra nei valori di qualità verificata, per cui vengono certificati da un ente terzo del CSQA e possono fregiarsi del marchio a qualità verificata. Molto importante anche il discorso carne, perché insomma, lo conosce meglio di noi, polemiche che riguardano la carne estrogenata, bestiame, soprattutto bestiame, ovviamente parliamo di bovini, trattati in condizioni di cattività estremamente, diciamo così, ingiuste, ci sembra anche legittimo, per cui insomma un bestiame che non può garantire una qualità di carne che deriva anche dall'essere cresciuto in determinate condizioni. Le faccio un esempio, perché poi dobbiamo essere anche onesti, per esempio il Veneto è uno dei massimi produttori, dei maggiori produttori di carne, ed è al contempo la regione che forse consuma meno della propria carne. Quindi preferiamo importare la carne da altri stati e non mangiare quella che è nostra, che magari è migliore rispetto alle altre. La stessa cosa per le patate. Fino a qualche anno fa il Veneto produceva 1,5 milioni di quintali, oggi ne produce 500.000, e per questo le dicevo si sta riscrivendo un attimino la filiera, perché è importante che il coltivatore gli venga riconosciuto il giusto contributo per la produzione di un prodotto di qualità e si senta soddisfatto della fatica che ha fatto per produrlo. Quindi è una bellissima esperienza che ci sta portando a riscoprire i propri valori legati al nostro territorio, al Veneto, ai prodotti della nostra terra e dei prodotti buoni e sani. Lì chiediamo, un produttore che voglia aderire al consorzio produttori, qualità verificata, come si deve muovere? Sicuramente dovrà deve un attimino studiare la propria produzione, le disciplinari che ci sono di produzione, poi dovrà certificarsi e chiaramente se lo farà potrà conferire ai consorzi che attualmente stanno lavorando sul territorio, potrà conferire la propria produzione, il proprio prodotto. Questo generalmente è quello che sta avvenendo. Questo anche perché noi purtroppo in Veneto, parlo del settore ortofrutta per esempio, a differenza di altri stati come la Francia, dove un'estensione media di un produttore è di 50-100 ettari, noi abbiamo delle produzioni che invece sono molto parcellizzate, e questo è stato è andato a grosso svantaggio del consumatore finale, perché chiaramente siamo sempre stati in balia di commercianti che chiaramente dovevano prendere da più soggetti, e quindi le varietà chiaramente venivano mischiate, venivano non assimilate in maniera omogenea, perché chiaramente il territorio nostro non ci permette delle estensioni maggiori. Ecco che invece qui con un progetto allargato si riesce a creare degli standard per cui anche produttori non necessariamente molto importanti, ed è anche per questo che si è riuscito a trovare un ottimo rapporto con la grande distribuzione, perché chiaramente, come le dicevo prima, si riesce a fornire un prodotto omogeneo per una grande parte dell'anno e a conferire un prodotto di una qualità sicuramente superiore. Questa è una cosa molto importante. Senta, non è per suonare i violini, ma crediamo che come in tante altre situazioni la Regione Veneto sia all'avanguardia anche da questo punto di vista. Più che altro il rammarico resta sempre quello di una politica agricola che in Italia ha sempre un po' latitato, paradossalmente, visto che l'Italia sull'agricoltura poggiava una base importante, conferiva un ruolo importante anche dal punto di vista della produzione del PIL e in generale della produzione. Per cui ci è voluta una legge regionale del Veneto che abbia, come dire, rimesso ordine in questo settore proprio dal punto di vista delle produzioni. Allora, la Regione, facevo prima i nomi dei due assessorati coinvolti, sia quello dell'agricoltura che quello del turismo, in primis, proprio con una misura 133, hanno appoggiato e hanno fatto un bando molto importante per la promozione di questo, al quale hanno aderito tutti questi consorzi, che posso anche citarli: Cooperativa Naturveneta, Consorzio Latterie di Soligo, Unicarve per quanto riguarda la carne e Azove, OPICOP, Consorzio Ortofrutticolo Padano per quanto riguarda l'ortofrutta, altri se ne stanno aggiungendo, proprio perché ci credono nella bontà di questo progetto, affiancati dalla Regione, e forse è la prima volta, mi lasci dire, che dei consorzi così
diversi Sì. per caratteristiche intrinseche e comunque anche di prodotti, si ritrovano in un'unica, ecco perché la mia figura, che ripeto non è una figura proprio completamente gratuita, però credo nel progetto e ho cercato di dare una mano in questo sviluppo, perché credo che la fiducia del consumatore oggi bisogna conquistarsela, e conquistarsela non in maniera farlocca con un bel packaging, ma bisogna andare oltre il packaging. Dico sempre, bisogna dare un prodotto buono, un buon prodotto, un prodotto di qualità. Sì, come dire, anche avere la fiducia dei consumatori, perché lei stesso lo citava, insomma, il fatto che il Veneto sia una realtà così importante dal punto di vista della produzione della carne e che poi insomma si importi la carne nella regione consumata in loco, quando insomma la produzione locale. Volevamo chiederle, c'è questo bell'acronimo che si chiama PAC, Politica Agricola Comunitaria, che bene o male dovrebbe conferire una linea comune anche a quelle che sono le produzioni, ma in effetti lo fa o non lo fa? Adesso poi siamo alla vigilia della stesura della nuova PAC. Lo fa, in parte anche lo fa. Non possiamo dire che il PAC non stia attento a determinate situazioni, però poi il discorso che dicevo prima, Francia, Italia, sì, per esempio, già per quello, sono delle differenze. E non siamo da una parte all'altra. Non siamo da una parte all'altra, poi Francia perché non Germania o Olanda, sono altre situazioni ancora diverse. È vero però che i piani di sviluppo rurale, per esempio, che partiranno i prossimi 7 anni fino al 2020, contengono sempre più elementi che andranno a colpire la qualità. Sì. Cioè andranno a favorire le produzioni di qualità. Questo perché ci si è resi conto che lavorare sulla qualità oggi è il tema predominante. Quindi le produzioni di qualità verranno valorizzate, verranno sponsorizzate o comunque aiutate dai vari bandi, dalle varie misure, proprio per dare un impulso forte, e qui in Regione questo messaggio, diciamo, è trasversale appunto ai vari assessorati, e si è capito benissimo che questa è la via per migliorare, per dare uno sviluppo all'agricoltura, ma uno sviluppo reale, vede, che non è solo un discorso di aiuto economico, finanziario, ma è un discorso che va a colpire vari settori, va a colpire tutti, diciamo, i soggetti, dal contadino che coltiva, dal piccolo allevatore fino al commerciante, piuttosto che all'impresario della grande distribuzione. Sì, i grossisti. Cesare Busetto ci ha portato, insomma più volte è stato ripreso questa bella rete di patata veneta e questa cassetta, insomma. Vedere anche la qualità di questo prodotto è meravigliosa, semplicemente al tasto, a certificare insomma una eccellenza, una delle tante eccellenze del Veneto. La domanda che le facciamo proprio con la splendida visione di questi tuberi, chiamiamoli così tanto per assumere un linguaggio quasi colto, la domanda che le facciamo è: adesso siamo nel 2014, prossimo anno 2015 in Italia significherà Expo significherà agroalimentare, Veneto è destinato a recitare un ruolo piuttosto significativo. Sì, al di là di Venezia e Porta dell'Acqua, che ci sarà sicuramente stiamo ipotizzando diverse azioni per valorizzare i nostri prodotti. Alcune parole le ho già spese anche con Fiera Padova, piuttosto che con altri interlocutori, Expo Venice, per essere, diciamo, dei fornitori privilegiati per valorizzare sempre di più i prodotti del territorio. Quindi per noi è un po' una missione, ma ripeto, la soddisfazione ci viene dal vedere che questi prodotti, oltre ad essere apprezzati, stanno riscrivendo un attimino una politica di crescita dal basso. Quindi il piccolo contadino che comunque produce a qualità verificata, che si appresta, la propria moglie magari va nel supermercato o nel mercato rionale e trova commercializzato il proprio prodotto in maniera corretta, per noi è una grandissima soddisfazione, perché chiaramente poi la soddisfazione viene ridistribuita anche al produttore.
Quindi io invito calorosamente già da ora, per i prodotti che sono già marchiati a qualità verificata e che potete trovare in alcuni supermercati, in alcuni distributori, ma da settembre sicuramente, da quando partirà la campagna, troverete, diciamo, la gamma completa in esposizione. Stiamo allacciando dei rapporti proprio con alcuni soggetti delle GDO che si sono territoriali, che si sono, diciamo, resi più disponibili e sono più sensibili all'attenzione di far mangiare bene e con prodotti di qualità i propri consumatori, e con i quali abbiamo intenzione proprio di intraprendere delle azioni promozionali importanti. Lei ha citato il marchio qualità verificata, adesso se è possibile chiediamo, sì, adesso se c'è la possibilità proprio ad Oscar Civiero, il nostro collega che sta curando la regia di questa trasmissione, se è possibile appunto far vedere, ecco, questo è un prodotto, ovviamente è una patata, c'è proprio questo logo qualità verificata, praticamente è una V stilizzata, giusto? Sì, sì, sì. È una V stilizzata che in questo caso... È una Q che contiene una V praticamente, sì, ecco, in questo caso è verde. Non è così facile vedere, noi cerchiamo magari con il dito di indicarla, in questo caso è verde perché rientra nella categoria... Come avete sentito Cesare Busetto, ci sono diversi, ecco, colori, grazie, ortofrutta, poi c'è la carne, c'è l'acquacoltura e il lattiero caseari che si distinguono appunto per questi colori. Chi comprerà il latte, sì, per esempio di Latterie Soligo, troverà il marchio QV nella variante azzurra. Chi comprerà la carne degli altri due consorzi, Azove o Unicarve, troverà quella rossa. Però chiaramente è il discorso di partenza, poi si stanno già aggregando altri consorzi, altri produttori, poi quando ci sarà il prodotto trasformato sarà ancora maggiore la possibilità di trovare un formaggio piuttosto che una frutta e verdura di quarta, quinta gamma con la caratteristica QV. Sì, ecco, per chiarezza anche del consumatore, adesso è molto bello vedere tutti questi colori, magari un domani ci sarà un unico logo semplificato in un monocromatismo, se si può dire, nel senso un unico colore, ma comunque è importante leggere proprio questa etichetta con questa V stilizzata che diceva è una V? Beh, se guarda è un po' una Q e una V insieme. Sì, ha ragione, sì. È una Q e una V perché c'è anche la gambetta della Q, è vero. Sì, la V diventa gambetta della... Sì, è vero, è vero. Sì, sì, quindi qualità sono verificata. Qualità verificata, le due iniziali che appunto sono poi l'acronimo del termine qualità verificata. Un'ultima considerazione, se vuole banale, prima la GAF, inevitabile, qualità certificata, qualità verificata, che differenza c'è? Ma un po' ha già dato lei la risposta, la qualità verificata è una legge regionale che risponde appunto a determinati parametri, quindi non andiamo, è una qualità verificata certificata, nel senso che gli altri due marchetti che vede sono del CSQA, quindi è un ente terzo che va a certificare che rispondano i prodotti alle disciplinari di produzione, che ripeto sono delle disciplinari per ogni settore molto, molto restrittive e che garantiscono quindi la provenienza da un determinato territorio e la coltivazione oppure l'allevamento, la produzione che non abbiano determinati parametri negativi. Ha fatto bene Cesare Busetto a specificarlo, perché oltre alle qualità certificate ci devono essere anche queste due indicazioni. Sì, no? quelli sono marchi del CSQA e poi... Traducendoci, scusi, CSQA? CSQA è un marchio che praticamente è un ente certificatore. L'altra particolare è appunto vede che il prodotto a qualità verificata può contenere il marchio Veneto tra la terra e il cielo, il marchio turistico regionale, proprio a valorizzare che è un prodotto legato al nostro territorio. Per cui c'è il logo della Regione Veneto. C'è il logo della Regione Veneto che quindi spende la propria immagine e la mette... Ecco, grazie, lo vedete, lo indichiamo anche in questo caso con il dito, il logo tipico della Regione Veneto, c'è il leone di San Marco, c'è il simbolo che ormai è diventato... Cioè Veneto tra la terra e il cielo è proprio il logo della regione, vedete, ecco, turistico. Sì. Bene, noi ringraziamo Cesare Busetto di aver fornito proprio una descrizione anche di un argomento che non è sempre così facile da sviscerare e soprattutto è una rassicurazione anche per il consumatore, perché in tempi di concorrenza sleale, in tempi di parmesan o di quante altre taroccature, se così vogliamo dire, di quelle che sono le nostre eccellenze, insomma. Sì, qui non si guarda tanto la bellezza magari del prodotto, perché molte volte mi sono scontrato magari con qualche buyer che pretendeva di avere delle bambole al posto di alcuni prodotti. Qui si guarda alla sostanza, quindi alla bontà, quindi anche se non sono
delle cose perfette, sappiate che invece sono buone, sane e del territorio, questo è importante. Non fanno male e sono anche estremamente gradevoli all'assaggio. Grazie a Cesare Busetto, Grazie a voi. coordinatore dei consorzi produttori a qualità verificata, un progetto a cura della Regione Veneto sancito da una legge che risale al 2001. Grazie a voi per averci seguito, domani torna 7 in punto con uno speciale curato da Stefano Pittarello, le nostre edizioni di TG7 in diretta con la nostra informazione a partire come di consueto dalle 12:35. Buona giornata, grazie e buon proseguimento. Arrivederci.